Questa campionaria in modo particolare che significato ha quest'anno? Intanto la dimostrazione di una volontà di vincere nonostante tutti gli ostacoli che ci sono stati in questi anni, e tornare finalmente a dare un servizio, un supporto a quello che le amministrazioni dovrebbero fare, un sostegno alle imprese che creano ricchezza e che ci danno la possibilità poi di abitare questo territorio, di trattenere i nostri ragazzi e di continuare in questo progetto, insomma, che coinvolge tutte le comunità civili, quelle di volontariato, quelle culturali, quelle sociali, eccetera, per il progresso e per l'avanzare di questa terra. È anche un segnale molto importante che gli imprenditori non vogliono smettere di fare gli imprenditori, hanno voglia di lavorare, hanno voglia e credono nel paese Italia, e anche in momenti difficili hanno sempre dimostrato di esserci e di voler fare la loro parte. Ci vuole coraggio e determinazione. Era una missione quasi impossibile quest'anno organizzare su uno stabilimento nuovo così, un capannone, fare un così bel evento. Quindi bene, siamo contenti e fieri di aver collaborato con Confcommercio, con gli agricoltori e anche con Confindustria a organizzare questo evento, insomma. È importante trasmettere ottimismo, è importante stare vicino alle imprese in un momento che è difficile sotto tutti i punti di vista. Credo che in questo momento la cosa più importante sia rendere più forti le aziende, trasmettere ottimismo, creare quell'energia che serve per continuare a produrre e per continuare a mantenere forte il nostro territorio. Un grazie a tutti quelli che si sono impegnati a far sì che questa campionaria abbia ripreso il proprio corso, sperando che nel corso dei prossimi anni possa trovare una sede ancora più grande, tale da poter mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, e San Donà ne ha sicuramente tante. Per numero di abitanti e per iniziative di rigenerazione urbana, oltre che infrastrutturale come la nuova autostazione sia del treno che quella di ATVO, San Donà si candida ad essere la capitale del Veneto orientale, e quindi ha bisogno di spazi che permettano poi all'interno di questo ruolo di svolgere anche un ruolo di aggregatore di associazioni, di imprenditoria, di settori come quello primario, turistico, del manifatturiero, che nel nostro territorio trovano delle eccellenze assolute.